Il consorzio Treviso Siamo Noi finalmente prende corpo, già sono 10 le aziende che hanno fondato questo consorzio, ma è un consorzio aperto, pronto ad ospitare tutte quelle aziende del territorio che credono nel calcio, che credono in questo nuovo progetto e che vogliono sostenere appunto la nuova società calcistica Treviso Academy. Sono molto soddisfatto di questo passo, ci ispiriamo all'Universo Treviso, che è un modello vincente che ha portato la Treviso Basket nella massima serie del basket italiano, e quindi crediamo fortemente che questo sia un progetto vincente e abbiamo pensato di riproporlo nel calcio, perché dopo 9 anni di delusioni anche Treviso aveva bisogno di una società di calcio seria e di un consorzio che sostenesse questo progetto sportivo. Quindi è già sottoscritto, già formalizzato? Assolutamente sì, è già ufficiale, sono 10 le aziende fondatrici, ma ripeto, è un consorzio aperto e tutti coloro che vogliono partecipare e sostenere questo nuovo progetto lo possono fare, così come possono continuare a sostenere tutte le altre realtà sportive della nostra città. Questione stadio, stiamo procedendo con dei lavori minimi ma essenziali per la messa a norma della struttura, perché purtroppo negli ultimi anni è stato lasciato andare sia il manto erboso che gli impianti, e soprattutto c'era uno stato di degrado e di sporcizia che era assolutamente indecente. È già stato ripulito, è stato sanificato, adesso provvederemo a realizzare il nuovo impianto di irrigazione, sistemeremo il manto erboso, sistemeremo gli spogliatoi e creeremo un ambiente accogliente sia per i ragazzi che per la prima squadra del Treviso Calcio.